E volevo anche aggiungere che la situazione di Positano non è stata, è venuta con la storia. Io sono organizzata a Positano, poi ho organizzato a Diamante, mi piacerebbe anche organizzare per esempio a Santa Maria, ho preso anche contatti con Praia, quindi sì, la storia si sviluppa secondo a volte delle cose che non siamo consci di incentivare o comunque consci di sviluppare. Avviene per delle ispirazioni che magari ci muovono e prendono vita dai sogni, dai desideri, come quelli di Olga che ha scritto su questi origami. Bene, penso che possiamo concludere. Ecco. Mi ha appassionato, devo dire che soprattutto l'ultima domanda di Francesco Gallotti è stata molto pregnante. Ho ritrovato poi nei passaggi della risposta di Sabatina alcuni concetti a mio parere molto importanti. Tu parlavi di strutturazione del sapere e io penso che in maniera positiva le biblioteche, il tuo libro è ambientato in una biblioteca, possano contribuire a una destrutturazione positiva e benefica del sapere che scende in strada, si diffonde e non rispetta quella struttura e quella sovrastruttura che spesso diventano un circolo chiuso o un mero esercizio accademico. Probabilmente quello che diceva Francesco, il fatto che molto spesso ci sia un gap sociale che impedisce o rende difficoltoso l'accesso alla cultura a molti, è vero, sicuramente questo problema c'è, ma credo che a volte venga anche acuito e venga complicato e si complichi quando la cultura diventa un circolo chiuso, quando rispetta una struttura precostituita e invece non va incontro, e questo può avvenire in uno spazio bibliotecario aperto, come lo descrivevi tu, con uno spazio per bambini, un progetto per bambini, che invece incontra una destrutturazione positiva del sapere. Credo per esempio che aprire una biblioteca ai bambini potrebbe significare coinvolgerli, potrebbe significare per esempio utilizzarla come mezzo, strumento, pretesto buono anche per avvicinarli alle lingue. La nostra è una località turistica, ne faccio anche una questione di vocazione economica, di vocazione produttiva, abbiamo bisogno delle lingue, abbiamo bisogno di gente che parli le lingue, abbiamo bisogno di bambini che si avvicinino alle lingue. Mi ero preso un appunto, come dicevi tu, abbiamo bisogno di influencer culturali, di figure di riferimento che esorcizzino tra l'altro il mito o la figura dell'influencer per come lo conosciamo noi, e trascinino la popolazione, trascinino soprattutto le nuove generazioni a questa destrutturazione del sapere che rompe alcuni schemi e che si diffonde tra i molti, non tra i pochi, ispirando anche delle buone pratiche, quali possono essere quelle di utilizzare una biblioteca anche per avvicinare le persone alle lingue. Io ricordo che nel mio percorso formativo il mattoncino più importante per provare a parlare un inglese scolastico era proprio la lettura in inglese. Era la possibilità, l'opportunità, la necessità di utilizzare non il classico dizionario, ma un dizionario monolingue che ti costringeva a fare un esercizio mentale di comprensione, soprattutto di natura lessicale per quello che riguarda l'inglese, che comunque allenava la tua mente a utilizzare solo quei termini, anche a pensare in inglese. E io l'ho fatto in età adolescenziale, immagino questo esercizio mentale sull'elasticità mentale maggiore e amplificata di un bambino, quali benefici risultati possa produrre. Per cui sono intervenuto perché mi ha appassionato il dibattito e mi hanno appassionato le vostre riflessioni, mi sono permesso di intervenire un'altra volta e vi ringrazio veramente, sono felice di aver partecipato. Sì, io volevo aggiungere solo una cosa. Allora, quando si parla di questo concetto di influencer culturali, noi definiamo il ruolo sociale del poeta, il ruolo sociale dello scrittore. Adesso sono poche le figure di quelle anche scrittrici
scrittrici che intervengono nei dibattiti civili, dibattiti politici, ma è lo scrittore che fa questo, è lo scrittore, il vero scrittore. Se noi parliamo di Umberto Eco, i grandi scrittori hanno caratterizzato la pedagogia del popolo, quindi questo è il ruolo dello scrittore. In effetti io faccio due esempi semplici, perché la destrutturazione sta anche nel fatto che la cultura non è citazionismo. Le grandi scrittrici che hanno creato le basi culturali del paese, mi viene un'idea, Dacia Naraini ad esempio, che hanno espresso anche la loro opinione in qualità di scrittrici, le colonne portanti della letteratura italiana, non hanno mai fatto uso del citazionismo, che io abbia visto, faccio ammenda nei momenti in cui sbaglio, ma non si è mai fatta una cultura col citazionismo. Questo significa rendere gli altri meno partecipi degli immaginari comuni. Ad esempio io porto sempre due immagini importanti, anche ai ragazzi, anche ai bambini. Io dico sempre che avvicinarsi alla lettura o alla letteratura è come citare due esempi, uno per le femmine, per le donne, e uno per gli uomini. Allora io cito l'Odissea con Omero, con Telemaco, e cito Sherazad per le bambine. Sono due esempi, due allegorie, due simboli